bentornate amiche e amici dell'atletica. Cesare Caiani e Ilaria Bruno in bella evidenza alla 5 Mulini. Nell'incantevole storico scenario tra i vecchi mulini si è corsa a San Vittore Olona l'89esima edizione della 5 Mulini con lo scontato dominio africano. Stavolta a imporsi è stata l'Etiopia con Nibret Melak e Seai Gemeku. Nella prova juniore svinta da Konioniek Maggi, Atletica Lecco, bel quarto posto per il nostro Cesare Caiani dell'Atletica Bruniera Friuli Intagli. La sua compagna di squadra Ilaria Bruno, nella prova femminile assoluta, si è classificata al 20° posto, ma è risultata seconda nella classifica juniores alle spalle di Katia Pattis sul Tirol Team. I due ragazzi 15 giorni fa ai campionati italiani di corsa campestre dei Campi Bisenzio avevano portato a Pordenone titolo e medaglia d'oro con la Bruno e quella d'argento con Caiani. Sono seguiti dal professor Matteo Chiaradia e ora sono chiamati a dare continuità a queste promettenti performance invernali nelle prossime competizioni in pista. Bella impresa di Marco Visintini a Biella in occasione dei campionati italiani della 24 ore. Il Cormonese, 45 anni, in forza all'Aldo Moro Paluzza, ha portato a casa il titolo assoluto percorrendo 245 km e 193 metri a una media di 5 minuti e 52 al chilometro. Visintini, che in queste immagini d'archivio vediamo vincitore dell'ecomaratona di Cormons, era alla sua prima esperienza su questa distanza e quindi questa vittoria ha un sapore ancora più dolce. La medaglia d'argento è andata a Matteo Grassi, Spirito Trail con 241 km e 264 metri e quella di bronzo a Tiziano Marchesi, Runner Bergamo con 232 km e 315 metri. Questa specialità massacrante ci aveva già dato risultati di prestigio in un recente passato con il codroipese Ivan Kudin, che dal 2010 detiene il record italiano con 263 km e 841 metri su strada e 266 km e 702 metri in pista, realizzato nel 2013 a Taiwan. Grande e inaspettata soddisfazione dunque per la nostra atletica che miete successi in tutte le specialità e categorie. I veneti Elisa Gullo e Isacco Costa, come riferito la scorsa settimana, sono stati vincitori del 9° cross nazionale della Pedemontana Pordenonese di Aviano, che assegnava i titoli regionali master di corsa campestre. Tutti i migliori master hanno risposto a una delle poche manifestazioni invernali consentite per questa fondamentale disciplina, anticamera preparatoria ideale per quelli che saranno in seguito gli appuntamenti con pista e strada. Va detto che molti di questi atleti, in modo particolare quelli delle categorie più avanzate, vantano record e titoli in campo nazionale raccolti negli anni della loro giovinezza. Nel settore femminile si è confermata ai vertici della SM35 Samantha Mattiussi, Malignani Libertasudine. L'atleta di Ragogna, allenata da Sandro Pirro, ha concluso una stagione invernale magica che l'ha vista vincere a Casarsa la prima prova dei CDS. Per Martina Festini Purlan, Bruniera Friuli Intagli, l'argento era obiettivamente il miglior risultato possibile ed è stato raggiunto. Bronzo a Stefania Leschiutta, Bandiziol Cycling Team. Tra i maschi, nella stessa fascia d'età, il più bravo è stato Daniele Galasso, Sportiamo Trieste. Secondo posto per Fabio Stefanuti, Atletica Buia, e terzo per Igor Patatti della Trieste Atletica. Nella categoria 40 Jessica Calaz dell'Atletica Buia non ha avuto problemi a portare alla corte di Moreno Molaro il titolo regionale. Argento e bronzo rispettivamente per Irene Palazzi, podisti Cordenons, e Barbara Minetto, Azzano Runner. Scontata anche la vittoria di Francesco Nadalutti, Sportiamo, nella manche maschile. Per l'atleta di Martignacco, neocampione italiano indoor degli 800 e dei 1500 metri, un altro titolo da mettere nella ricca bacheca. Argento per Matteo Marangone, Ialmico Corse, e bronzo a Davide Spinelli, compagno di squadra del vincitore. Erika Bagatin, maratonina udinese, dall'alto di una classe che non sfiorisce con il tempo, è stata la padrona indiscussa delle 45enni. L'atleta cordenonese una settimana prima aveva colto l'argento ai campionati italiani indoor di Ancona sui 3000 metri e il bronzo sui 1500. Si veste d'argento Francisca Kasparova, atletica Dolce Nord-Est,
mentre la medaglia di bronzo se la mette al collo Alessandra Castelli Azzano Ragner. Al maschile Giuseppe Di Stefano ed il Market Sandrin, che nei cross duri va a nozze, ma che ha anche guadagnato l'argento sui 3000 metri agli indoor di Ancona, si è fregiato del titolo dove Massimiliano Visca, GP Livenza, ha regolato per la piazza d'onore Fabio Gasparotto dell'Edil Market Sandrin. Podium monopolizzato dall'atletica Bruniera Friuli-Intagli nelle Senior Master 50. Vittoria e titolo a Valentina Bonanni davanti a Laura Castellani e Marta Santamaria. Cristian Turolo dell'Atletica Club Apicilio invece ha avuto ragione di Mauro Dalla Torre, Atletica San Martino, secondo, e Cipriano Toldo, Bruniera Friuli-Intagli, terzo. Nella categoria 55 anni Vanna Pizzolo ed il Market Sandrin coglie con pieno merito il primo posto. L'accompagnano sul podio Roberta Cossovel, Trieste Atletica, e Marilena Dallanese, Atletica Aviano. Tra i maschi si rivede una vecchia conoscenza delle corse regionali. Carlo Spinelli, sportiamo, che era un pistar di lusso ai suoi tempi e se la cava ancora molto bene. Vittoria a titolo e soprattutto la gioia di ritrovare vecchie sensazioni lo rimettono in gioco. Sarà un osso duro per tutti. In questa occasione lo accompagnano sul podio Thierry Chiesurin e Michele Baldo del Dream Team di Aldo Sandrini. Grazie a Bracchetti, amico corse, la regina delle sessantenni, dove supera Fioretta Nadali, Bruniera Friuli-Intagli, e Liliana Pessot, Liberta Sporcia. Nella MAS maschile ecco un altro nome illustre al vertice della categoria. Antonio Baldassar, Bruniera Friuli-Intagli, che ha fatto parte del team della Forestale di Raimondo Balicco, che spopolava nelle corse in montagna. Seconda piazza per Danilo Coden, Atletica San Martino, e terza per Tiziano Savorniani, Atletica 2000. Nelle Senior Master 65 mette la sua firma Maria Teresa Andreos, Azzano Runners. Seconda posizione per Lidia Fantuz, Atletica Aviano, e terza per Irene Sanna, GP Livenza. In campo maschile si impone Giuliano Poser, GP Livenza, che precede due specialisti della corsa in montagna, Remo Neucom e Maurizio Pugnetti, entrambi della Carni Atletica. Nelle ultime due categorie maschili, Pietro Valguarnera, Leone San Marco Pordenone, si aggiudica il titolo SM70 a spese di Salvatore Puglisi, Atletica Master Trieste, e Sereno Molinaro, Atletica Buia. E Aldo Sandrin, oro e argento sui 60 e sui 200 metri ai tricolori indoor di Ancona, conquista la vittoria nella SM75, dove Delfino Zuin, Atletica San Martino, è secondo, e Giuseppe Violin, podisti Cordenons, terzo. I titoli di società sono stati conquistati dall'Atletica Edil Market Sandrin tra i maschi, 31 società presenti, e dall'Atletica Aviano, dove c'erano 23 società al via. Dopo lo stop di un anno, la 21 km di Trieste, che guarda al mare, riparte rinnovata. Per gli organizzatori si può correre in condizioni di totale sicurezza. Un anno di pausa e Trieste, il prossimo 2 maggio, ricomincia a correre grazie alla mezza maratona, la Trieste Half Marathon. Una manifestazione molto cara a tutti gli agonisti appassionati di corsa su strada, che si presenta sotto una veste rinnovata con la società APD Miramar e il suo neopresidente Carlo Irace, che unisce le forze con la Trieste Atletica al fine di creare un evento unico e speciale. Giunta alla 25esima edizione, è una competizione capace di raccontare le bellezze della città e del suo territorio e desiderosa di riprendere il filo interrotto nel 2020 a causa della pandemia. Una 21 km che dedicherà un'attenzione particolare ai protocolli di sicurezza per garantire l'incolumità dei partecipanti e che vanta un percorso altimetricamente perfetto per siglare importanti prestazioni cronometriche. Sarà un'edizione davvero speciale, sia perché l'evento festeggia il quarto di secolo e sia perché le limitazioni imporranno un'attenzione impeccabile.
Ma gli organizzatori credono nel potere dello sport e mettendo a punto la manifestazione intendono dimostrare che si può gareggiare in condizioni di totale sicurezza. Le partenze saranno scaglionate con tempo calcolato in real time. Le griglie di partenza vedranno al massimo 80 partecipanti che prenderanno il via ogni 3 minuti. I top runner scatteranno alle ore 8 e a seguire tutti gli altri gruppi fino alle 9:15. Ogni atleta riceverà comunicazione dell'orario di partenza e non sono ammessi cambi di griglia, le quali saranno predisposte in base al tempo indicato in fase di iscrizione. È previsto adeguato sistema di navetta alla linea di partenza, non è invece previsto il servizio navetta per il rientro alla partenza post gara. Le iscrizioni potranno essere effettuate al link che vedete in sovraimpressione. Team Run 10K di Latisana del 9 maggio, aperte le iscrizioni. Sono aperte le iscrizioni sul sito che potete vedere in sovraimpressione alla seconda edizione della Team Run 10K, la gara di 10 km inaugurata lo scorso anno in piena pandemia l'11 ottobre tra pioggia e freddo che non avevano comunque scoraggiato i concorrenti, con le belle vittorie di Luca Parisi e Marta Fabris. La gara di quest'anno, con la viva speranza di un meteo più clemente, cambia scenario e data, spostandosi al 9 maggio. L'Athletic Club Apicilia, con questa scelta, vuole offrire ai partecipanti colori diversi e un percorso completamente rinnovato, più veloce e panoramico, disegnato sulla nuova pista ciclopedonale, andando anche a toccare un tratto della passeggiata sul fiume Tagliamento. Sarà importante iscriversi per tempo in quanto è previsto un numero massimo di 320 runner per poter gestire la gara in massima sicurezza e con partenza unica, sempre in conformità alle disposizioni federali vigenti in tempo di pandemia. Già lo scorso anno lo staff organizzativo presieduto da Salvatore Vazzana ha dimostrato di poter gestire l'evento garantendo la massima sicurezza e richiamando tutti al rigoroso rispetto del distanziamento sociale. La gara, inserita nel calendario nazionale di atletica leggera, accoglierà i concorrenti provenienti da tutta Italia, che potranno così apprezzare le bellezze storiche di Latisana, a cominciare dal Duomo di San Giovanni Battista, un appuntamento nel cuore della primavera che si spera coincida anche con l'inizio della recessione della piaga che stiamo da troppo tempo vivendo. Ed è quello che auguriamo anche noi a tutti gli organizzatori. Grazie per il fedele ascolto, noi ci fermiamo qui anche per stasera e arrivederci a lunedì prossimo.